Arriva la prima vittoria esterna per l'Akragas di Favarin, molto meritata per concentrazione, volontà e disposizione tecnico-tattica. La compagine dei Templi, nel momento più critico sotto l'aspetto societario, ha saputo sciorinare la migliore gara esterna del torneo, sollecitata anche dall'esordio positivo di Pusic e sbloccata da un gran gol di Meola con un tiro che non ha lasciato scampo al guardiapalla di casa Rizzuto. Spavaldo a centrocampo, l'Akragas ha comandato sin dai primi minuti della gara, mettendo in serie difficoltà la compagine partenopea. La prima vera occasione a biancazzurri è al 24esimo, che il portiere di casa devia con qualche difficoltà. L'Akragas insiste in avanti e al 33esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una deviazione fortuita della difesa del Pompei evita il vantaggio ospite. La gara diventa sempre più un monologo tutto akragantino, che vede costantemente la compagine dei Templi cercare insistentemente un vantaggio che avrebbe meritato già nel corso del primo tempo. Nel secondo, infatti, dopo appena 2 minuti, i ragazzi di Favarin sfiorano la rete a conclusione di un'azione ravvicinata. Al 52esimo, ecco finalmente il meritato vantaggio. Meola, sicuramente tra i migliori in campo al Santa Maria la Carità, va veloce in contropiede e dal limite dell'area lascia partire un fendente che si insacca all'incrocio dei pali. Un gran gol per esecuzione e precisione. Il Pompei cerca di reagire, ma la difesa ospite regge molto bene ed è al 65esimo con Dregan si esalta respingendo un tiro ravvicinato di Rondinella. La gara si fa sempre più dura, ma la difesa dell'Akragas, imperniata attorno a Da Silva, regge benissimo. Al 96esimo il raddoppio con il nuovo entrato Lofaso, il quale realizza con grande freddezza e consente di portare a casa 3 punti molto importanti. Se quello visto a Pompei è il vero volto dell'Akragas, la risalita in classifica non sarà un miraggio. Mister, complimenti. Oggi la sua squadra, dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa, è entrata in campo con il piglio della squadra che aveva voglia di fare qualcosa di importante e di risalire da una situazione complicata. Sì, diciamo che noi abbiamo poco tempo per cercare di rimontare la classifica. Tutte le partite le dobbiamo fare con questo atteggiamento, con questa intensità, con questa predisposizione al sacrificio da parte di tutti i giocatori che oggi hanno fatto veramente una grande partita, ma diciamo questo è un po' il culmine delle ultime partite. Nelle precedenti non siamo stati bravi, capaci e anche poco fortunati in certi episodi. Oggi siamo stati bravi, secondo me, complessivamente, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo rischiato il giusto e secondo me il risultato è positivo, oltre che essere giusto. Quanto conta vincere oggi non solo per la classifica, ma soprattutto per la spinta, per l'entusiasmo, per il morale in vista di quella che è una montagna da scalare, però l'Akragas vista oggi ha le carte in regola per continuare Ma a noi sperare. ci crediamo come la società, come l'ambiente stesso, i tifosi che come avete visto ci hanno seguiti, anche abbastanza numerosi, e gli va fatto veramente un plauso perché insomma hanno fatto una grande trasferta, ci hanno dato un grande supporto. Con i ragazzi è un po' di tempo che lavoriamo su certi principi, su certi concetti. È vero, è una grande scalata da fare, però con questa vittoria acquisiamo un pochino di consapevolezza in più, un pochino di attenzione in più in certe situazioni ci hanno reso la partita indirizzata bene. Su questa traccia dobbiamo continuare a lavorare per cercare di venire fuori da sotto. Direttore, l'Akragas ha disputato un primo tempo di grande battaglia, anche di sofferenza nei momenti giusti, poi nel secondo tempo è entrato in campo con il piglio di chi vuole risollevarsi da una situazione difficile, trovando 2 gol e soprattutto 3 punti pesantissimi in chiave classifica. Sì, hai detto bene, abbiamo fatto un primo tempo con grande sacrificio, pazienza e anche cattiveria quando ce n'è voluta. Parliamo di cattiveria agonistica. E abbiamo trovato il gol con un gran gol di Meola. Penso che nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla. Secondo tempo
aspettavamo giustamente il ritorno del Pompei, però diciamo che siamo riusciti a gestire bene la gara, a ripartire bene quando c'era da ripartire. Vabbè, poi al 95esimo abbiamo trovato il gol del 2-0, perché noi dobbiamo ripartire da queste 2 prime gare del girone di ritorno, perché non possiamo stare relegati ultimi in classifica, perché pensiamo che non lo meritiamo. Voglio fare una piccola premessa, voglio ringraziare gli ultra che sono venuti a sostenerci fino a Pompei, sfidando le intemperie del tempo, e ci hanno dato anche loro una grossa mano d'aiuto. Diciamo che da qui riparte il nostro campionato. Ecco, parlavamo di quanto pesino questi 3 punti, ma al di là del mero dato in classifica, dal punto di vista del morale, dal punto di vista dell'entusiasmo, della consapevolezza, quanto è importante vincere oggi? Ma guarda, vincere oggi non conta nulla la classifica, ma come dici tu, per quanto riguarda il morale di questi ragazzi che stanno dando tutto quello che c'è da dare, soprattutto per loro sono 3 punti importantissimi per cercare la risalita. Sono 3 punti che siamo venuti a prendere a Pompei contro una squadra organizzata, costruita bene, che noi sapevamo di venire ad affrontare una squadra quadrata, però forse la nostra voglia di punti è stata superiore anche al Pompei.